Ok, vediamo se ce l'abbiamo fatta finalmente. Forse sì. No, incredibile. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Aspetta un attimo. Oh, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta! Meno male, meno male. Incredibile, cioè pazzesco, veramente sublime la cosa. E beh, l'avevo detto, l'avevo promesso ragazzi, cioè non si poteva non fare. Cioè, mi sentite abbastanza bene, devo un po' modificare un po' tutto, quindi sono un po' tutto ridefault. Ok. Non che credo. Come mi sentite? Un anno dopo praticamente, sì, quasi, perché mi ricordo che mi sono incazzato per i Toti. E... Non ho più registrato, c'è da dire che... c'è da dire... ciao ragazzi, ma mi sentite bene? Ehm, C'è da dire che quest'anno ho avuto molto culo con FIFA, perché ho shoppato molto meno, ma come potete vedere ho sculato molto di più. 3 Salah, un Mané, un Son, 2-3 giocatori da comunque 50-60k, più tutte le partite che ho fatto, insomma, siamo andati bene. Solo l'unico, eccolo qua il piccolo Gui. Sì, sono tornato ragazzi, ma ho in mente un po' di cose anche per adesso che come si dice ci sarà insomma presto, spero entro un anno la casa nuova. Voglio farmi una postazione veramente come si deve, poter registrare anche con la webcam in maniera importante, non solo video cioè di videogiochi. Eh, Mamma mia, il cubo è tornato. Oh, siamo 19 comunque, rispetto, rispetto. Comunque, ecco, adesso mancano le nostre... non bene come le vecchie live, ma non è un problema. Eh, probabilmente c'è da sistemare qualcosa. Adesso con calma sistemiamo, ragazzi. C'è da dire che comunque ho delle cuffie nuove wireless. E poi ripeto, non ho sistemato niente. L'importante è che insomma si senta decentemente, ecco. Un anno e 13 giorni dopo, mamma mia ragazzi, mamma mia. Guarda, ho anche shoppato così 30 euro, tanto per festeggiare il ritorno. Troveremo un cazzo perché su 30 euro, cioè quei pacchi che apriamo non troveremo niente, però almeno ci divertiamo, insomma. 19 eroi senza preavviso, è vero. Forse ho messo anche gli alert, la proviamo. Cioè, devo ancora mettere le foto che voglio sistemare un po' per bene. Però intanto dai, pian pianino. Sì, ho comprato un milione di cose, ragazzi. Cioè, non potete neanche immaginare quante novità ci sono, ma voglio spiegarvele piano piano, visto che adesso io vorrei registrare un po' di live per rientrare, però più al pomeriggio che la sera. Adesso vediamo. Dipende da qualche fattore. Ciao Giangrosso, ciao bello. Sì, tornerà tutto, ragazzi, però tornerà tutto in maniera diversa. Mi piacerebbe veramente fare anche qualcosa sul Milan di serio, anche perché proprio adesso che siamo nella merda è giusto, come si dice, creare una cosa del genere, però fatta bene, cioè non è che devono essere live reaction classiche. Però chiaramente ci vuole la webcam e una postazione decente, cioè adesso ho tante cose nuove, belle, perché se la mia camera ormai è uno studio tecnologico devastante, solo che non è sfruttata perché purtroppo c'è il problema dello spazio e quindi ho preso anche la sedia nuova, la sedia da pompe io la chiamo perché puoi tirarla anche giù e quindi è perfetta per queste cose. Ciao a tutti ragazzi, mamma mia, incredibile. E quindi voglio fare una cosa fatta bene, però c'è bisogno della casa nuova, ragazzi. C'è poco, ma sicuro. Vabbè, allora, sì, dai, sto bene. Diciamo che ho avuto un po' di problemi alla schiena, ne ho ancora un po'. Non sto al 100%, tutt'altro. Ho fatto un intervento, forse dovrò farne un altro. Tanto si va avanti. Sono stato a casa da lavoro ancora un mese e mezzo, come 2 anni fa, 2 mesi.
Pian pianino, adesso vediamo. Sterni rompono le palle, purtroppo, c'è niente da fare. Vogliamo le ali, quindi ma sì, ho fatto sta cagata qua. Non è venuto neanche male per le mie capacità manuali, cioè zero. Quindi diciamo mi do un 6 solo perché sono una pippa con le mani. Dipende da cosa, chiaramente. Vabbè ragazzi, allora qua voglio farvi vedere una cosa. Ho una squadra, questi sono tutti i non scambiabili che ho venduto tutti. Avevo KK, che ho giocato 2000 partite, KK Baby. Ho provato Shell Prime, che è il Baby. Meglio il Baby del Prime, secondo me, anche perché uno costa 1 milione e passa. Oh. Grande tutto. Io sono l'imperatore Palpatine. Con, come si dice, sul braccio meccanico. Grazie, caro, grazie. Ehm, beh, la voce di Francone, ma in mente parecchie cose anche per lo zoccolo. Ehm, adesso diciamo queste in attesa della casa, diciamo queste live saranno un po' così, nel senso live per riprendere un attimo la marcia. E dopo piano piano cominceremo a creare tutto, anche perché video sinceramente non so se ne farò più, ecco, quindi non lo so, dobbiamo vedere. Comunque grazie tu, da un mito. Ehm... Giangrosso, sì, sofferto, sono cose molto più gravi, ragazzi, assolutamente. Però, insomma, quando stai male non puoi neanche camminare, quindi, insomma, un po' invalidante che per uno come me che ha sempre fatto sport, tutto, mi sta un po' sulle balle. Vabbè, comunque, insomma, parliamo un po' di FIFA. Allora, avevo KK Baby, che ho fatto non so quante partite. Poi Shevchenko, Drogba, Sheva Prime, che ne ha fatto il capello del pallone d'oro, lasciamo perdere, che è molto forte anche. Drogba Baby. Chi cazzo e Zidane Baby che mi ha deluso sinceramente, meglio, cioè, sulla carta come parametri è meglio il Baby del medium, però boh, mi sono trovato meglio col Baby, però mi sono rotto le palle, cioè voglio cambiare, cioè se vorrei fare sempre comunque a rombo il 4-1-2-1-2, però mettendo altri tipi di giocatori, ecco, un po' per cambiare. Lo so, la carriera dello zoccolo. Vorrei continuare anche quello, però adesso non lo so, bisogna capire un attimo come fare. Era Sidoti, Sidotino, il bel Sidoti. No, farò video, però devo capire come, perché sinceramente il tempo è poco in questo momento storico, insomma. Vabbè, allora, Fiori, ragioniamo. Se siamo i 20 spettatori, rispetto per il Cume dopo 1 anno e 13 giorni. Vabbè, questi tutti quanti, allora, vabbè, De Gea Futmas, Davide Luiz flashback insieme a Paulino flashback, Marcelo l'ho trovato non scambiabile, Zambrottino ha preso dagli swap, lo stesso per Rio Ferdinand e Tonali che è una bestia, con diciamo oh madonna, sì, diciamo le sfide del campionato italiano. Poi qua come super sub, vabbè, l'immancabile Bailey che cioè, devastante comunque ragazzi, 232 partite, 109 gol, 86 assist, sempre da riserva ragazzi, cioè qualcosa di incredibile. Guardiola sempre con gli swap, o con gli swap, a voi sempre la scelta delle pronunce. Poi Depay e Prove si sono trovati con i premi del Foot Champions, il più forte che ho trovato praticamente. Ciao MK, grande MK. Fermo con la Lucchese. Insomma così, ciao Brandoni. Insomma così praticamente, dai, questa è la squadra, devo prendere 4 giocatori, abbiamo 4 milioni preso, facciamo un piccolo pack opening così tanto per festeggiare un po'. Guardiola in game, allora, ha giocato tanto, perché comunque di partite ne ha fatte tantissime, però sì, era lunga, cioè 494 partite, però 16 gol e 42 assist, quindi insomma non è proprio una bestia, però insomma cioè, accettabile piuttosto di niente, insomma, va bene, ecco. Cioè, ok. Va bene, allora ragazzi, io diciamo tra le allora, il mio obiettivo è per la sinistra prendere Nedved, che l'ho già provato ed è forte, però stavolta non metterlo nel 4-2-3-1, ma proprio metterlo come attaccante, che secondo me può far bene, ce l'ho già provato anche l'altro anno, così è un giocatore di sicuro affidamento. Non costa neanche tanto perché in attesa del moment, che però costerà parecchio. Allora, Pavel Nedved. Il migliore è il medium, che non costa neanche tanto, e comunque come attaccante con Cecchino
fa merdone con Cecchino, aumenti il tiro e il dribbling e tanta roba. Finito, ciao Matti. Su Ferbus non lo so perché è uno dei giochi più buggati della storia, purtroppo. Che bello, Pole, Michelotto, moderatori. Nedved, Mbappé, Ben Yedder. Sì, beh, Ben Yedder ho provato tanto, è una bestia, proprio un drogato. Mbappé non mi piace. Non mi piace, sì, mangia troppi cose. Io volevo prendere questo, signori. Bisogna vedere se la facciamo con i crediti, chiaramente il baby. Allora, pensiamo. Allora, Ronaldo però è calato. Sì, insomma, coglioni. Sempre a 2 milioni sta il porco. Allora, vediamo. Ragionamos. Ciao a tutti ragazzi. Cioè, se noi facciamo sta squadretta, secondo me, valutiamo. Valutiamo ragazzi. Allora, Ronaldo 90. Ok, e qua ce lo godiamo. Ronaldo 90. Pavelone. Pavelone. Nedved. Pavel Nedved. Allora, Pavelone. Qua a destra chiaramente Messi, perché volevo prendere Messi, ma purtroppo è insostenibile perché non ho possibilità di fare, come si dice, intesa in nessun modo, ci ho già provato, è impossibile. Potrei prendere Garrincia, il medio, adesso la facciamo coi soldi però, la vedo duretta, perché il baby è una merda, l'ho provato, non mi piace. Mettere diciamo Garrincia come trequartista, Ronaldo e Nedved punte, centrocampo con Mediano, Tonali e le due mezzala, da una parte Paulinho e dall'altra il giocatore, però adesso vediamo 2 milioni, Ronaldo, più 550, metti, fa 2,5, Garrincia, quant'è? Potrei anche farcela forse. 25 spettatori ragazzi, saluto a tutti. Prendi Neymar, l'ho già provato, hai ragione. Era che Neymar, ho già giocato con Neymar, mi sta sulle balle. È forte, assolutamente, perché è fortissimo. Garrincia, quanto costa? Beh, sì, allora mettiamo 1 milione, e dopo con i restanti 4,50, forse qualcosa di più, potrei prendere il sempreverde Pirlo che comunque sì, vedi, ce la faccio. Che l'ho già provato, è una bestia, ragazzi. Pirlo nel rombo come centrocampista è devastante. Le Olimpiadi torneranno, ragazzi. Deve uscire il gioco. Le Olimpiadi torneranno a bomba. Nicolò parte fortissimo. Quindi si potrebbe fare anche così. Si potrebbe provare questa. Cioè, diciamo che Pirlo l'ho già provato tantissimo, quindi eccola qua. Fai così, fai il tonali mediano, vertice basso del rombo, vertice alto del rombo Garrincia, poi centrocampo Paulinho a sinistra, Pirlo a destra, R9 e Pavelone. Sì, sì, Doti. No, oggi non parliamo del Milan, ancora troppo presto. 34 spettatori, cioè, dopo un anno e 13 giorni. Allora, questa potrebbe essere decente. E ce la facciamo con i crediti, ragazzi. Ce la facciamo. No, 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 Giangrosso, no. Non puoi. Potrebbe essere un'idea, sinceramente. Cioè, sono io qua, ho anche Footbin, perché i dubbi sono per il buon Garrincha, perché il baby l'ho provato e proprio mi ha deluso, però lo usavo in fascia. Qua il buon, ora vediamo, con Cecchino, cioè, me lo fa perfettamente il centrocampista, il trequartista.
Può essere un'idea, insomma. Può essere un'idea. Mm. No, Pirlo è fortissimo, ve lo consiglio, eh. Sì, tonali Kylo Ren. E beh, ovvio che sono venuti per sbaglio, cioè non ci mancherebbe anche altro. Garrincha, cioè il baby in fascia fa proprio, cioè mi ha fatto cagare perché è piccolino. Adesso però potremo, se sculiamo, pacchi qua, vediamo. No. Questi sono gli unici, qualcuno, possiamo aprire questi qua, tanto non ne apriamo tanti, però magari una sculata. Non fidarti di Amedeo. Cioè, non lo so, non lo so, sinceramente è un po' una scommessa. Mario qua, ciao. Ciao bello, ciao caro. Scusate se non leggo subito, ma ho il monitor un po' distante dal monitor dell'Xbox. Cioè, perché altri in fascia. Quello è il problema, che la fascia che purtroppo non posso mettere è Lionello. Il bode è un porco. Allora, vediamo. Lionello. Allora, Lionello. Mettiamo, boh. eh, il 95. Comunque, anche se non penso di farcela in nessun modo, purtroppo. Forse così. Ma comunque no, è impossibile. Ehm, Ecco, si doti subito così, perfetto. Ho shoppato 100 euro al mese dall'inizio del gioco, quindi meno dell'anno scorso. Niente, qua è impossibile, cazzo. È proprio impossibile con Messi, purtroppo. La Rosy Binder. No, non cominciamo con i time out, dai, Fiori. Beh, sì, no, no, li prendo sicuramente. Il problema è che, cioè, Garrincha è un po' un'incognita. Vabbè. Ascolta, tanto spacchettiamo, dai, vediamo cosa troviamo. Che se prima voglio fare, come da tradizione, faccio almeno una sfida che non è uscito un cazzo oggi di interessante, però almeno provo. Voglio vedere quanto fa schifo questo doppio bonus 81 più. Ne facciamo uno solo. La schiena come va, insomma. Ciao Giampaolo, vinci guerra. Allora, giocatori rari 11. Vabbè, l'intesa non è un problema. Vediamo se posso dare i non scambiabili. Ne abbiamo. Tanto insomma. Però aspetta un attimo. Allora ne faccio proprio uno, ragazzi, solamente per vedere quanto è stronzo. Cioè, ecco, su queste cose, cioè, almeno io non ho mai sculato un cazzo. Cioè, sapete il cazzo? Ecco. Cioè, proprio no, però, attenzione, i terzini anche no. Pare che vabbè non scambiare, vabbè. Diamoli i terzini, vaffanculo, non ho coglioni stare qua tanto a perdere tempo. Questi no, però. Non è che ho molta gente, comunque. Vabbè. Ormai ho fatto fuori un po'. Tanti non rari, cacchio. Mamma mia, aspetta un attimo. Riusciamo a farla con giocatori magari meno alti di overall? Se riuscendo a fare ci riusciamo.
senza distruggere magari i giocatori più alti. Allora, vediamo. Madonna, ma tutti, cioè, tutti quelli scarsi sono non rari. Ok. Che certi mi servono anche per le sfide delle icone. Bisogna capire se riesco lo stesso. Ce ne portiamo via un po'. Cioè, la carriera. Sinceramente, lo so, Robby, non ci sono, cioè, non so se è un bene o un male in realtà, però so che non ce ne sono più tanti. Questo però non è molto importante. Allora, boh, attaccante, allora facciamo. Vedi che non vorrei sprecare, cioè non voglio sprecare. Ok, allora vediamo se riusciamo l'intesa. Allora, c'è un cazzo di terzino. 36 persone, 36 drogati a mio parere perché. Eccoci qua, ciao. 36 pazzi scatenati. Facciamo solo uno, solo per vedere un po' il com'è. Sì, sì, ma ritorneranno ragazzi, ve lo prometto. Cioè. Devo solo prendere un po' la mano perché sono veramente arrugginito. Dai, qua troviamo Ronaldo. Attenzione, tanto è lenta. No, che inculato. Italiano fortissimo allora. No, uno del Milan. No, meno male, mi basta quello, almeno voglio 83. Beh, Cerbi ragazzi, rispetto. Manca traffico. Sei l'unico, credimi. Vabbè, ma perché ormai la gente, come si dice, eh, non c'è più, diciamo, quello stile un po' così alla cazzo, sinceramente. Ma dai, via che peggio comunque. Il Cume fa grandi numeri. Beh, contando che da un. Vabbè, dai, scusa, spacchettiamo così sappiamo, insomma, il budget effettivo. Vai. Tanto ne spacchettiamo pochi. Ciao, Elia Vitale. Sì, non troveremo un cazzo, ve lo dico già. Pa, pa, pa. Bello, lasagna, fatalità. Grande roba, grande, grande, grande. Ho fatto un piccolo pack opening proprio per salutare il ritorno di Veneziano. Allora il Bode, ma è lui o non è lui? Perché so che voi create gli account fake. Attenzione! E questo? Viola, che cazzo è? Spagna? AD? No! Niente, questo, per carità, non vale tanto, però quest'anno si scula, ragazzi, è pazzesco sto anno, eh. Cioè, quest'anno si scula, adesso 10 euro. Che bello, però. 49, 35. Sì, insomma, non vale un cazzo. Non vale una ceppa, però insomma, 32, ma che do coglioni. 30k, dai. 30k. Però, contando che sono pack di merda, che scuro il cume. Olè. Sì, non è niente di che, però insomma, bisogna anche accontentarsi. Ecco. Gerard Moreno, me lo godo. Wamata, bello. Che bello, c'è il body in chat, c'è lo stronzetto in chat. Ciao, ciao. Buono, va bene, dai, vabbè, ascolta, 30k ce li spariamo intanto, che non fa comodo, dai. Sì. Cioè, peccato perché se che ci penso, cioè, c'è Neymar, cazzo, vabbè, però pensate se trovo Neymar in chat, in live.
Attenzione ancora, questo per... Attenzione però, Walkout! Belgio! Ma no, Belgio di C, ma perché sempre Belgio di C? Ma perché? Però, insomma... Oh, e buttali! E buttali! Madonna, ci sta dando di culo, 31... Regaliamo, regaliamo. Insomma, pensavo molto peggio. Ok, bene. No, Piontek, ragazzi. Cioè, c'è Piontek, quindi io sono più tranquillo. No, aspetta, questo però vediamo, perché non si sa mai. I terzini valgono sempre qualcosa. 1 e 3. Dai, un cappone, dai. Regalamelo. Beh, sciopone. Sciopone. Intanto lo vendiamo. Beh, ragazzi, ho sculato più in pack di merda rispetto ai pack da... come si dice? Da 2000 FIFA Point. Cioè, adesso sarebbe bello trovare Eyman Guy. Eyman Guy. E anche questo, ragazzi. Ah, questo if, ma... If non walk out. Però ti dici K. No, ma io trovo tutti i giocatori. Hernandez valeva, cazzo, eh. Oh, però. 8. Oh, ci sta andando di culo, eh. Che rientro. Adesso sì, adesso spiego un po' una... Sì, vabbè. Il Piontek, la pippa obesa, ragazzi. Rodrigo De Paul. 15. Allora, questo si sta palesemente passando i crediti, questo è il nostro nuovo idolo. De Paul, dai. 14k, 13 non vale una minchia. Vabbè, vediamo che tanto sfide non le devo fare, qualche... Mi prendo tutto, devo prendermi tutto, ragazzi, dobbiamo comprare. Dembele vale qualcosa, non credo. Guarda, ciao. E Casperino Dolberg. Adesso vi racconto un po', voglio trovare Neymar prima, se trovo Neymar arancione viene giù lo stadio. Sì, è vero, però voglio l'ebbrezza di metterlo sul mercato. Cioè, ma veramente droppano come... Cioè, terminologie da pro più sti pack qua. Ancora! Però non è walkout. 70k per sì, quello lo sta palesemente... sta passando i crediti. È un rischio, secondo me, non lo farei mai, sinceramente. Adesso via, ciao. Ok, comunque siamo ancora in 33 spettatori, ragazzi, non me l'aspettavo, Però sono indeciso, raga, sono indeciso su chi comprare, perché comunque sono tanti soldi, alla fine non ho perso niente con le cessioni, cioè neanche con le tasse, sono riuscito a guadagnare... questo va veloce. Sono riuscito a non perdere nulla, il miracolo cumendiano. Iborra. Inaki William, ma questo qua, ragazzi, inizio gioco. Che poi sì, voglio cambiare squadra, ma in realtà cioè, faccio sempre, cioè, stavolta sono riuscito a fare oro 3. Cioè ormai cioè ho fatto per 5-6 weekend league consecutive oro 2, tranquillo, anzi sono arrivato a 19, quindi quasi oro 1, ultima weekend league oro 3. Cioè vabbè, cioè, cioè, ho tirato giù veramente le bestemmie più clamorose perché non è possibile. Cioè, proprio la sfiga, c'ho la sfiga Vabbè. Ciao De Maz, grande De Maz. Ok, allora facciamo questo, abbiamo finito ragazzi, c'è andata di culo, ve lo assicuro, con questi pack fare un profit così è pazzesco.
Sì, 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 adesso spiego tutto. Allora, sicuramente l'assenza un po' per problemi alla schiena, quindi problemi insomma di salute e lavorativi, un po' di lavoro, cambiamenti, robe che comunque alla fine si sono risolte, diciamo così, però insomma ti portano via, cioè non riesci a essere spensierato, a stare tranquillo, quindi poi per come sono fatto io, quando ci sono questi pensieri comunque bisogna di isolarmi, stare tranquillo perché sennò non riesco a risolverli, cioè solo così almeno io riesco a risolvere i casini. Poi chiaramente la ragazza che comunque abbiamo dei progetti, vogliamo comprare casa, tutto quanto, quindi questo porta a, come si dice, ad avere meno tempo di fare altre cose, capisci? Ciao, G-Info, scusami, ho sbagliato probabilmente la pronuncia, ma sono un po' lontano perché non ho il tablet, sono col doppio monitor ma un po' lontano. Vabbè, ti saluto così, mi vuoi bene lo stesso. E niente, quindi praticamente per questi motivi ho mollato un po' il canale. Non voglio entrare nello specifico perché poi diventa pesante, sinceramente, è passato un po' di tempo, cioè non ho voglia di pensare anche alle cose negative. E... Ho cambiato sesso, sì. Ho cambiato, sono diventato un bimbotto un po' più piccino. Ah, niente, quindi queste sono le motivazioni. Adesso obiettivi, primo, allora comprare casa per avere la possibilità di sfruttare tutto quello che ho in camera perché ho veramente tante cose, ragazzi, cioè mi viene male, povero portafoglio. Però su una stanza piccola non posso fare niente, anche per esempio era Bartolucci, grande Barto. Sì, va bene, 1000 anni di ripresa, Ostoni anche no. E quindi aspetta che ho perso il filo, praticamente sì, con la casa nuova mi voglio fare proprio la mia stanza dei giochi, la voglio chiamare così, e proprio fare le cose fatte bene, anche da poter mettere la webcam con delle luci decenti, con un bel sfondo, tutte le mie collezioni, cioè voglio anche un po' valorizzare tutte le cose che ho che purtroppo non sono poche, quindi povero, ripeto, povero portafoglio. E quindi diciamo, una volta fatto questo, voglio portare i video con la webcam e soprattutto altri tipi di video, non solo video su videogiochi, ma anche su altre cose, tipo parlare, cioè tipo il Milan, che è una bella cosa. Ciao Tonio, quindi non dico un po' live reaction, però non lo so, cioè, devo un attimo pensarci chiaramente. Poi magari voglio parlare anche delle mie passioni, far vedere un po' quello, cioè, le cose che ho, cioè, robe così. Però ci vuole un'altra stanza perché ragazzi da anni, cioè, è una stanza piccolissima e quindi non è sfruttabile, cioè, non ho le luci giuste, fa tutto cagare insomma, cioè, piuttosto prefer... Eh beh certo Guy, cioè... no più che altro ti assicuro che detta così può sembrare stupido, è proprio uno studio con tutte le mie passioni, cioè le collezioni, ne ho un miliardo, ma non voglio spoilerare niente, però cioè, sono un appassionato di elettronica, sono un collezionista, cioè è bello avere le cose in bella mostra su bacheche, mensole, robe così, cioè, rende tutto più bello, ecco. Ma che giochi? E beh, si possono fare anche quelli. La scuola del canale tornerà, sì, sicuramente. Cioè, capito, quindi magari l'impianto audio giusto, i monitor, il triplo monitor, il televisore gigante per Sky, console varie, bacheca con i modellini di Formula 1, con i caschi di Star Wars, con i pop, una bella scrivania per valorizzare la tastiera, illuminata, il mouse illuminato, la sedia da gaming che ho preso, cioè potrei elencarvi tutti i Blu-ray, 300 e passa Blu-ray, cioè c'è un po' di roba, quindi ciao Davide. E tenere tutto in 2 metri quadrati fa schifo, tutto qua. Quindi per quello cioè, voglio valorizzare tutto in maniera importante. Cioè, questo è quanto. Ah, hai visto Zincaro, che porco. Quindi per questo piccolo è, ma dopo è chiaro che nella stanza dei giochi ci saranno anche altre cose che però non si possono dire in live, cioè... No, non è che, no, purtroppo le ho già prese queste cose, tutto. Ah, non è che ha fatto i soldi, c'è chi spende in discoteca, chi li spende in fumo, alcol, chi li spende... Io, diciamo, li spendo in più cose, ecco, però...
finché non... Dopo, una volta che compro la casa, è chiaro che devo un attimo ridimensionare il tutto, perché sennò sono un po' cazzi. Va bene, Sidoti. Sono anche orologi è un'altra mia passione, quindi cioè, mettiamoci anche quella è una passione che è costosa, quindi ogni tanto. Però vabbè, insomma, così. Boh, dai, però basta cazzeggiare, io vorrei fare la squadra. Vediamo quanto costa Onei, però quello orange. Cazzo! No, vabbè, 3-7. Perché la potremmo fare anche un attacco con Neymar e Ronaldo? Anche questo costa però, eh. 1,5, 2 milioni, 3,5. Non ce la faccio. Con le donazioni di Apicella, con i soldi del Tudo anche. No, beh, vabbè, FIFA poi devo dire che insomma, bene o male, non me ne accorgo neanche, 100 euro al mese. Cioè, diciamo, finché non hai, finché non hai diciamo, certe spese puoi farle tranquillamente, ecco. Mm, Non è un problema, magari fosse il FIFA Point. No, Neymar costa eccessivamente. Garrincia non mi convince. Garrincione. I parametri ce li ha. Eh sì, piccolo Amedeo. Però sembra la squadra, diciamo... perché Neymar solo... Cioè, non voglio prendere l'esterno, quello di fascia. Anche Ronaldo li vale due, questo è il problema. Anche Ronaldo li vale perché c'è una differenza abissale tra il medium e il baby. Però anche Cruyff, sono stufo perché l'ho giocato tantissimo con Cruyff. Allora, beh, Ronaldo, questo costerà 5 milioni. Sì, ciao. E Dignius quanto costa? Pare che non... vabbè, ma comunque costa troppo e non mi serve a niente per quello che devo fare io. Allora, Ronaldo 90. .007. Sì, la cifra diciamo che non... Ma potrei a sto punto. Basiamo la squadra su Ronald. Sì, Ronaldo vorrei provarlo sinceramente. L'ho usato solo tipo 10 partite lo scorso anno. Il fenomeno. Ha già anche la stile intesa. Sotto la disperata, lo rivendiamo, tanto chi se ne frega. Ho fatto un po' di partite, vabbè, ascolta, dai, vai. 2 milioni e 003. E arriva Ronaldo. Boh. Tanto faremo cagare uguale, quindi cambia poco. Sì, sì, lo riporto, lo track. Boh, allora Ronald. Poi. Abbiamo detto Pavel. Dai, proviamo sta squadra, vediamo cosa combiniamo. Cioè, tanto. Allora, Pavel. Perché giocare sempre con la stessa, poi, cioè, raga, ti spappoli i maroni. Tanto faremo queste figure di merda comunque. Nedved, abbiamo detto Cecchino. Scusate che sto, sì, Cecchino. Per carità è un po', diciamo, da attaccante rischioso, però voglio provare l'attaccante, mi diverto troppo con Pavel. Ok, allora diciamo i prezzi. Sto guardando un attimo Footbin per i prezzi, 5,81. Vabbè, tanto so che adesso 5,50.
5,50. Aspetta che vogliamo qua la chat. Ante Rebic grande. Neymario dici? Il candidato Toti. Che se volete lo possiamo anche prendere Neymar, il candidato. Cazzo, ce n'è solo uno a 1,50 milioni. Il problema è che dopo non ce la facciamo a prenderli tutti. Quello è il problema, cioè già vai a 3 milioni e 100, cioè vai sulla mia 1 milione e 100 e dopo prendi Garrincia e saluti. Cioè, purtroppo non ce la facciamo. 5,35 Pavel, sì, quella è la cifra, bravissimo. Guarda quanto il piccolo Amedeo, ragazzi, le sa tutte il piccolo Amedeo. Quella è la cifra, diciamo, giusta per Gnadved. Qua non c'è neanche un'asta decente. Aspettiamo un attimo. Dopo di là prendiamo Garrincia. Penso sia il migliore da poter prendere, perché Best non me lo... cioè il trequartista Garrincia 92. Lo so, devo riportarla la Formula 1, lo so, furgoncino. Siamo in 37 comunque, ragazzi, vi ringrazio veramente. Assolutamente. Garrincia il 1000 1.050.058, vediamo. Garrincia 1-0. Ma diciamo che ci sta Garrincia. Allora, vediamo. Beh, passaggio ce l'ha già buono, quindi non è un problema. Sì. 3 cecchino anche al buon Garrincia, così mi aumenta il dribbling a cannone. Vediamo. Qua è consigliato, sì, infatti. Beh, proviamolo, vaffanculo. Tanto la cifra ci sta 1.058. Ok. Buono. E ci proviamo questa squadra qua. Sì, Benei, sì, sicuramente. Però voglio anche provare giocatori nuovi, capito? Voglio un attimo capire. E qua mi dispiace, rilevo cacciatore, ma non mi interessa. Vediamo se ce l'ho, cecchino. Chiaramente no, ovvio, non ce li ho mai. Proviamo. Allora ne compriamo 2 di cecchino. E beh, non costa un cazzo, dai. Cioè, sniperata a 200. Ragazzi, il beffone. Il beffone lodro. Il beffone lodro. Dai, vediamo se riusciamo a sniperarlo anche. Dai, ci devi. Non ci credo. Grazie, furgonzino. Va bene, adesso già rotti i coglioni. La cosa è abbastanza ufficiale. Ok, così abbiamo anche per dopo. Boh. Ok. Allora, Garrincione. Cecchino. Sì, vediamo perché Kakà si gioca su Xbox. Ciao Giangrosso. Kakà ha fatto cose cioè, proprio devastanti, però poi voglio comprare. Il mio obiettivo è comprare Sheva Moment,
KK Moment e Nedved Moment. Questi sono i miei tre obiettivi. E dopo vendiamo tutto e vaffanculo. Pavel, però, cioè, io avrei anche voglia di giocare, sinceramente. Anche perché non è che posso stare in live 10.000 anni. Purtroppo avevo previsto di partire prima. Nedved. Ecco, no, che venduto, che sfiga. Che bello. Sì, Alessio. Ciao Nicolò. No, Hazard no, 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 non ho voglia, sinceramente. Oh, devo ancora venderlo Gerard Moreno, incredibile. Dai, porca miseria, 30k in... Hanno venduto anche perché adesso non è, diciamo, il miglior orario per comprare. Diciamo che 5,65 in questo momento, 5,60, cioè però... Ah, aspettiamo un po', vediamo, dai. Lo so, Amedeo, ma se non c'è, porca miseria. Mettiamo a posto i numeri, 9, 7, 21. Come super sub vanno bene questi. Lo so, devo un po' sistemarlo l'audio, raga, un po' di pazienza che sono tornato da poco. Lo so che secondo me per non posso neanche stare 10 ore, però... Pirlo, vediamo Pirlo. Così intanto... Vediamo se trovo un Pirlo a buon mercato, lo prendo già. Squadra particolare, squadra particolare. Però mi piace provare i giocatori perché 4 e 8, era 4 e 11, però qua è quando è crashato il mercato. Allora 4 e 11, siamo arrivati al picco minimo, però nel momento minore. 4, vediamo l'andamento, 4,63, 4,80, beh dai. 4,63 diciamo è il minimo. Se Barossi, magari. Ma come si sente adesso? Seedorf, quello il medium è forte. Il medium sì è buono. 79, 78. Ce ne sono anche tanti qua. Come si sente adesso, ragazzi? Non lo so perché, raga, sinceramente non ve lo saprei dire. Pirlo, motore, chiaramente. Ok. Vabbè, voi aggiornatemi sull'audio comunque. Un pelino meglio. Forse si sistemerà, raga, non lo so. Ripeto, ho bisogno di... Ok. Però purtroppo so che ho sprecato ma molto meglio il motore, ragazzi, per Andrea. Vediamo se ce l'ho, non credo. Ma possibile, non ne ho mai uno. Che bello, che bello. Sì, Tonali c'è una sfida, sì, tutti i campionati italiani, tutte le squadre.
Ok, e vaffanculo. Ok. Ok, allora anche Pirlo sistemato. Ok, contratto. Perfetto. E adesso manca solo Nedved che vediamo se riusciamo a prendere un po' di meno, se no lo prendiamo e vaffanculo, sinceramente. Pavelone. Mi sono tutti i coglioni, ragazzi. Ho voglia di giocare e giochiamo. Dopo cercherò di riguadagnare, di riprendermi i soldi. Non ho proprio voglia. Ok. Buono. Tanto alla fine 20k, dai. No, no, Overmars, Marchetto Overmars l'ho provato ancora a inizio gioco. Neanche inizio gioco non era decisivo, quindi fai te. Cecchino. Che chiaramente a 9 chi c'ho. Vabbè, qua però aspetta. Che palle, non ho mai il coso giusto, trasferimenti. Possibile che non ho mai le cose che mi servono. Modifica ruolo. Ok. Tanto poi. Diciamo, io ragiono così, i soldi che perdo con le tasse dopo quando con i premi delle Rivals e della Weekend League li riprendo. Quindi, sinceramente è un gioco, chi se ne frega. Ok. Ah no, che cazzo faccio? Come sveglia, grazie. Boh. Ok raga, perfetto. Allora abbiamo adesso solo Nedved. Solo Nedved, vabbè. Allora, adesso, tattiche personalizzate. Perché devo fare un po' di figure di merda adesso. Istruzioni, Nedved, Ronaldo, Garrincia, Pirlo. No. Mamma mia, ci sei... Ecco. Ma porco Diaz. Grazie. Ok. Ripiega 3-3, ok. Garrincia va bene. Tonali lo cazziamo qua. Io non so perché devo avere problemi con tutti i joystick del mondo. Pirlo, Paulinho, Garrincia, Nedved, Ronaldo. E ok. Poi abbiamo allora Nedved. La pizza bilanciata con posizioni normali. No, noi giochiamo offensivi. Pizza bilanciata, attacco misto, posizioni normali. Rimane in avanti, inserimento per i cross, resta in posizione, normali dai, e qua invece resta dietro, resta al limite, incitazioni normali, resta in posizione, copertura al centro, Piero attacco equilibrato, inserimento, incisioni normali, resta in posizione, copertura al centro, Sandrino, difesa equilibrata, resta dietro, incisioni normali, copertura al centro. Resta dietro normali misto, resta dietro normali, resta dietro normali, resta dietro normali. Ok, buon perfetto. Ruoli capitano. No, Pirlo i coglioni, mettiamo Ronaldo, non ne sceva né cacà, quindi rigori, Garrincia, angoli, Garrincia. Ok.
Sì, voglio provare Nedved punta, perché è un po' come Zola, cioè su quei giocatori che inspiegabilmente giocano bene anche da punta. Cioè, quindi diciamo la stessa cosa di Gianfrancone e Zola. Ma vediamo se va male, si vede. Boh, ora online, divisioni. Ok. Vabbè, giochiamo, io non metto mai, non metto sempre la forma fisica, faccio una partita, due partite e poi la metto perché sennò ciao. Boh, vediamo cosa combiniamo perché, ripeto, giocatori nuovi sto provando, eh. Ecco, cioè che culo, dove sei in Rivals, non potevo beccarmi che sto provando una sfida? No. Koeman, bella bestia, bellissimo giocatore. Rambo Koeman, il soprannome. Vai, vediamo cosa combiniamo, il Tona. Zambrottino. Vediamo Garrincha, non deludermi perché in fascia fai cagare, però avevo il baby. Dai, dai, Ronaldo, dai. Spero Ronaldo che i capelli non si può vedere. Adesso cominciano bestemmioni acuti, anche perché le rivals, cioè ripartire dalle rivals in live è proprio, cioè, è come distruggersi. E questo è anche una squadra comunque non scarsa. Puttana miseria. Bravo Davide! Dai, De Gea, dai! Paulinho. C'è anche l'ansia da prestazione, ragazzi, perché veramente dopo un anno e 13 giorni. Ronaldo mi sta già sul cazzo, eh? È ufficiale. Dai, madonna. Ecco, Zambrotta è molto forte. Ferdinand, preso con gli obiettivi, all'inizio una minchiona, poi un po' migliorato. Dai, Fioi, dai, aia. Bravo Marcellino. Paulinho. Bisogna avere pazienza, è la prima partita con la nuova squadra. Dai Ronaldo. Dai Ronaldo. Dai Ronaldo. Ma porca miseria, te i tuoi capelli. No, salva! Ma non ci credo, i capelli rendono pesante Ronaldo, ragazzi, ufficiale. Guarda, eccola là. Dai, dai Dio. Cuore Leeds, ragazzi, infatti gli ho messo il numero del Leeds United. Bravo, dai Andreone. Dai Pirlo, illuminaci. Nedved! Non ci credo. Dai Garrincia che... Cos'è? Fuori gioco. Che bello. Ronaldo non va. Ragazzi, già crisi, eh? Già crisi dopo 16 minuti della squadra nuova, già crollo purissimo. Bravo Tona, quanto me lo godo il Tona, Zambrottino. Vai Zambrottino. Vai Zambrottino. Ho sbagliato io qua, che pippa che sono. Il pippone obeso, ragazzi, è tornato. Ma c'è Tonali comunque. Ragazzi, Tonali è una bestia. E anche Davide Luiz che però la regala. Troppa gente con i capelli lunghi, ragazzi. Ai ai ai, eccolo qua il bug. Troppa gente con i capelli, ragazzi. Mamma mia. Partita un po' collusa. Occhio. Dai però, madonna.
Bravo, Butragueño, giocatore che ho provato l'anno scorso, tutti lo considerano forte, a me proprio non piace. Ronaldo, per Pavel, non gira la squadra, non gira. Già crisi dopo 26 minuti. Paulinho, Garrincia, Pavel, Ronaldo per Garrincia, dai Garri, dai. Dai! Non ci credo, Robertson, madonna di Dio. Bravo Marcellino. Niente. L'ala ragazzi, nuovo fenomeno. Bravo Marcellino, dai, però svegliamoci. Desai, comunque è una bella squadra anche lui, a parte quel che è incoglionito, tipo Cyprien, ma... Bello. Ma Rio c'è, Rio c'è! C'è una squadra di merda, ragazzi. Era meglio tenere Sheva e gli altri. Ci vuole Michelotto. Solo Michelotto ci può regalare grandi prestazioni. Sì, ma non su Nedved, però. Che abbiamo gente anche bassa. Dai, Pavel. Domina il mondo, Pavel. Ok. Sì, però Garrincia non mi puoi sbagliare i passaggi così, porca miseria. Che poi per fare Zambrotta sono sceso di punti in divisione in maniera incredibile, ormai neanche la calcolo più perché devi fare come si dice, gli obiettivi con squadre veramente orrende. Sto qua si copre da Dio però, non riesco a trovare un buco, cazzo. Dai però. Male, male. È in vantaggio di Jay. Il Massero. Dai, porca miseria. Sporo. Vai Pirlo. Grande Andrea. Trilli campanellino. Vai Pirlo. Vai Pirlo. Per Garincia. Garincia show. No, ma cosa fa? Ma perché ha fatto quella... Vabbè. Mamma mia, che nervi. Inizio un po' timido, ragazzi, però dai. Partita veramente collosa, Inizio curioso di live. Occhio, alla stronzata, eccola qua. Emilio, bravissimo Rio. Cuore l'istmo, poi la regala a Gelson Martin. Mamma mia. Oh, Takemo. Ah, Dio santo. Vedo la squadra lenta, ma cioè, è assurdo perché insomma, cioè, comunque per carità, prima partita, tutti insieme, dobbiamo trovare le intese, tutto, però cazzo, 3 giocatori velocissimi davanti, porca miseria. Buttiamola su, va, non rischiamo. Siamo straschiacciati, momento. Questo è il momento che o vuole far segnare lui o le la ruba e vado in contropiede. Gianfranco, che forte che è Gianfranco. Gianfranco, figlio di fisico, supera tutti, incredibile. Vai Pirlo. Ronaldo. Il Tona. Ecco, niente, stiamo sbagliando qualsiasi cosa. Speriamo sia solo una partita perché... A parte che la weekend è sempre bastarda. Ma lancio lungo, non ho giocatori per il lancio lungo, raga. Cioè... Dai, Zambrottino.
Roba mia, roba mia, roba mia. Ma non azzecchiamo un passaggio! Non ne azzecchiamo mezzo, raga. Cioè, ma c'è Tonali. Vai Marcellino. Dai Nedved che hai sempre fatto grandi cose con me. Vai Garincia. Vai Garrincione. Bellissimo sto fraseggio. Garincia! Boom! Pum! Garrincia 1-0. E si sveglia. Tonali. Paulinho. Nedved. Ronaldo. Fallo. Oh. Sì, sì, ho messo quella come esultanza. Qua sono una pippa con le punizioni. Proviamola insieme. Ne ho finite 2 sole. Cosa ho fatto? Va bene, dai. Vabbè, gol di Garrinza, dai, questa è una buona cosa. Paulinho. Stanno giocando meglio le vecchie glorie, cazzo. Però non è finita, raga. Marcelo. Paulinho. Garrincha. Nedved lancia R9. Madonna, Ronaldo, ragazzi. Stradelusione per il momento, eh. Però dai, la prima partita, insomma. Dai Paulinho, dai, la palla è là, Paulinho. Madonna del Signore. È sempre Tonali, sempre lui, mamma quanto è forte il Tona. Lo dovete fare, ragazzi, è una bestia. Ecco. Occhio. Guarda che culo, guarda il culo. Mamma mia. Si soffre, si soffre. Bravo De Gea. Vai Garincia. Pavel. Tonali. Paulinho. Ma noi vogliamo R9. Dai Ronaldo, dai. Nedved. Nedved. Niente. Ronaldo con orgoglio però. Troppa gente con i capelli lunghi. Questo sta sbilanciando la squadra. Attenzione a Perisic. Bravo Paolino. Tonali. Nedved, bravissimi Nedved. E niente, niente. No, 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 non gira proprio l'attacco, eh. Niente, niente. Dai, dai Luiz. Questa è una buona giocata di Ronaldo. Dai Ronaldo. Mettila in mezzo. Alla Perisic. Bravo David. Paulinho. Garincha. Dai Nedved. Vabbè, regola del vantaggio. Non so proprio come usarlo, cioè, sinceramente. Cioè, me lo aspettavo molto, molto più veloce. Non ti cambi qua, non si... No, che cagata. Guarda che lo prendo. Mamma di che cosa ha preso.
Vabbè, allora facciamo i nostri soliti cambi, che a 5 minuti dalla fine è anche ridicolo, però. Prima partita un po' deludente, per non dire altro. Cross perfetto, sì, veramente. Vediamo un po'. Occhio ragazzi, occhio ragazzi. Vai Leone, vanno a Leone ragazzi, la super sub perfetta. Più forte di Ronaldo ragazzi. Ma stai zitto. Dai, ti prego, portiamola a casa, grazie. No! Bravo. Vabbè, 1-0 però. Guardiola. No, 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 meglio Paulinho, ragazzi. Vabbè, non mi ha molto esaltato sta partita. Non guardate, ripeto, le Rivals perché sono una vergogna. In Divisione 4. Sì, che per carità, non è che sia granché, però, insomma, dalla 4 alla 6 c'è un po' di differenza. No, 5 sono adesso. Era in Divisione 6. Vabbè, qua bisogna un attimo capire perché non mi ha per niente entusiasmato, eh. Anzi. Adesso vediamo nel massimo della forma. E vediamo un po'. Però delusione, delusione totale. Ma anche Nedder, che cazzo Nedder, veramente ve lo giuro, da attaccante mi ha sempre segnato cioè, valanghe di gol, prima partita per carità, però. Ciao Chino. Aspetta un attimo che qua. Scusate un secondo che avevo un messaggino. Ok. Ragazzi, tutti insieme. Gol di Ronaldo e di Nedved, vi prego. Hashtag Ronaldo Nedved. Vai! Per piacere. Garincia. Per piacere ragazzi, tutti insieme a tifare, perché per me le live sono importanti per il supporto comediano. Vabbè, dai, Kino va abbastanza bene. Pirlo. Pavel. Ronaldo. Pirlo. No, non ci credo, questa è una presa bene. Ho anche visto la squadra avversaria, cacchio. Vai, Zambrotta. Ho sbagliato, non posso forzare così il passaggio. Che voglio vedere in azione il fenomeno, cavolo. Grande Giangrosso. Dai, però, dai! Però, raga, cioè, bisogna un attimo riesaltare lo zoccolo, scusa, cioè, tutti volevano lo zoccolo e poi non si esalta. Vai Ronald, vai R9. O non lo so usare io, che è molto probabile. Bravo Garincia, non mi sta dispiacendo per il momento, gol a parte della prima partita. Dai Pavel. Grande Nedved, boom! Pavel Nedved! Guardatelo! Pavel segna. Grazie ragazzi. Grande Mauri. Bisogna capire però il blocco di Ronaldo, il Ronaldo blocco.
Vai Andrea. Zambrottino. Garrincia. No, Garrincia, no. È che io e le skill siamo due cose opposte. Occhio. Allora lo stronzo? Ma c'è dei gas, signori? No! Che tipiche cagate di veneziano. Ronaldo. Si fa fatica, Beppe, si fa fatica. Dai, Zambro, dai. No, Ferdinand in touch. Proprio sento la squadra lenta. Sento la squadra lenta. Ronaldo, ma ti muovi? Ma ti muovi, Dio santo! Bravo, qua un bel assist almeno. Vai Andrea! Palo! Non ci credo Andrea, non ci credo. Ah, ce la perdiamo 10-1. Eccola là, ecco il buco, ecco il bucone, ecco il bucone. Bravo Ferdinando. Vai Ferdinando per Marcellino, pane e vino. Garrincia, Nedved, fraseggi meravigliosi. Marcelo. Ronaldo, vedi Andrea? Ma Dio Cristo! Te non arriva, non arriva. Vogliamo R9. Pirlo, anche Pirlo, gran giocatore. Ronaldo, Nedved. Pavel Nedved. Tutto bene, tutto bene. Ah, veniamo Ronaldo, ci riprendiamo Sheva, cioè, te ne son cazzo. Dai Ronaldo, dai. Non c'è niente da fare. Vai Garincia. Ronaldo. Più uomo assist Ronaldo comunque. Madonna. Non si sente bene, ragazzi, sistemo, non preoccupatevi. Ma me le odio queste punizioni. Porca troia. Sì, sì, dai, adesso, cioè, tanto è già un miracolo essere qua in live. Adesso sistemo tutto per la prossima, spero, cioè, di fare il possibile, ecco, per sistemare tutto. Garrincia, dai, Garry. Dai, Ferdinand. Pirlo. Buon primo tempo, però è chiaro che su FIFA quando sei 2-0 poi perdi 3-2. Ronaldo per Andrea, per Andrea. Tonali. Ronaldo. Nedved. Quante ce ne mangiamo, che pippe che siamo. Guarda, fuori gioco, no, non è fuori gioco. Guarda che lo prende al primo tiro. Meno male. Vai Rio. Cuore Liz, Pirlo. Vabbè, qua si è svegliato il buon Pavel.
Prossima live penso di portare COD, raga, ve lo dico già. Così proviamo un po' i vari giochi, che però COD lo proviamo da PC. Sveglia? Dai, Ronaldino mio. Ronaldino no, Ronaldinho, Ronaldino perché è piccino, il baby, cioè, lo vedi che è piccolo. Buono. Mamma mia. Sì, sì, il Santos, sì, sì, ci sarà la Master. Ah, assolutamente. Vai Marcello, bravo, vai per Pavel. Vai Pavel, Ronaldo, non così. Oh, si è svegliato R9. Pum! Garincia vede Pavel. Mamma mia, dai, ci diciamo che probabilmente l'avversario ha una rosa inferiore, però ha perso tante volte anche con squadre più scarse, eh? È uno besotto. Vai Trilli. Trilli, bravissimo, Trilli campanellino, peccato. Garincia? Cosa ha fatto Garincia? Non ci credo, non è vero, 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 doppietta di... Oh, l'avevamo detto, gol di Nedved, gol di Ronaldo, doppietta e doppietta. Il problema è che Garrincha ha fatto una cosa indegna, cioè, l'indegno Garrincha, fioi. L'indegno Garrincha. Zambrottino. Pirlo. Dai, Garrincione mio. Pirlo. Calcio bailado, calcio bailado. E beh, ovvio, il gol della me. Sì, però Garinza cosa ha fatto? Però Michelotto, se non fare il classico porco che va con le minorenni, però grazie. Grazie Michelotto, grazie. Grazie Mauri. No, è fuori gioco, perfetto. Bisogna avere fiducia, ma siamo, vabbè, sta partita è andata bene, però se lo vediamo alla lunga distanza. Gol di Samson. Calo di concentrazione molto male, molto male. Adesso può rimontarla. Paoligno, Marcellino, Nedved. Sono cose da vedere nei weekend delle righe e le bestemmie, raga. Tonali, Marcello, vai Marcello. Bah, che brutto. La rincia mi ricorda Alessio Sesto. Vai Trilli. No! Dai però. Ok, Pirlo. Nedved. R9. Scusa. Ciao il Crazy, ciao bello, ciao. 5-1. Tripletta di Ronaldo. Si presenta così alla seconda. Si presenta così. Come va l'audio? Tanto negativo, raga. Nedved. Manca il gol di Garrincha. Però mi aspettavo un Eyman, un Michelotto a chiedermi, a parlare, invece stanno là sulle sue, anche il Tudo, tutti. Non interessa più il Kuma ormai.
Francone e Sidoti sono quelli che parlano di più. Ah, ormai il Cume è passato di moda. Sì, da 30 anni ormai. Nedved, vabbè, Nedved, ragazzi, il capello più bello del mondo. Non vedo l'ora di avere il prime moment col capello lungo, fioi. È solo così. Pirlo. Pazzesco, boom! Ma sì, lo so. Guardalo, guardalo! Guardalo. Si fanno i pippoti sulla Bindi. Spettacolo. Oh, non ha, questo non quitta però, un bravo ragazzo, eh. Li mortacci. Con me non quitta mai nessuno, cioè... Bravissimo. Vai Garry. Passa la Incia. Bravissimo. Ecco, ci mancava la cagata comendiana. Nedved. Ronaldo. Pavel. No, Sidoti, no, ma Sidoti, ma Sidoti è il bel Sidoti, ragazzi, sapete che è un demone. Scusa, e Agi? Ma dove cazzo sta Agi? Che sarà anche lui felicissimo per questo Milan entusiasmante. Mamma mia, che vergogna, fioi. Dov'è il piccolo Agi? Ho provato anche Agi, ma no, non mi ci trovo tanto. Comunque per quanto una gran partita, nel senso ancora da valutare il tutto. Ma stai zitto. Come ancora in carcere? L'ho visto Agi tutto bello fiero con la donna, madonna. Agi. Uno dei classici proprio depravati di tutto. E con Guy, poi il piccolo Guy che ormai è diventato un regista famoso. Ma Gerald Moreno non l'ho venduto, porca miseria. Uh. Che bello. Adesso ne perderò una sicuro perché dopo una vittoria così roboante, cioè per te se ne vinco un'altra. Allora. Ah, l'ho venduto a Moreno, perfetto. Ha pareggiato il Cesino. Sì, di porno. Ciao Vincenzo Russo. Ok. Scusate. Ok. Vediamo un po'. Beh, ma quel Kuma è là, ragazzi. Pare che non va neanche più le mod di GPA4, di GP4. Ma quello era un Kuma senza pensieri, tranquillo. Era un Kuma diverso. Vogliamo fare anche qualcosa di Rivals perché... Sì, di Rivals, scusate, di Squad Battle perché... I 30k mi servono del fuori classe 1. Dai però, dai però. La prossima live penso su COD e poi Eurotrack, che Eurotrack sto aspettando la patch nuova del Promoz perché
Siamo ancora con la pace vecchia. Dai Ronaldo, su. No! Questo pick and scream. Questa è una bella squadra, raga. Questa è una bella squadra che non l'ho neanche vista, chiaramente. Ario. Bel gol. Oh, dai, vecchia, dopo un 6-1 non vinci mai. Almeno io non vinco mai. No, ma già così comincia questo a sfottere. Dai, cominciano le sconfitte. Dai Ronaldo che si defila, non si sa il perché. No, io la... Fortnite non è proprio il mio gioco. Dai Pirlo, che Pirlo è sempre sul pezzo. Ronaldo. Beh, passato di Ronaldo, inguardabile, peggio della Bindi, comunque. Non ci siamo. Quindi appena si alza il livello. Ai ai ai. Appena si è alzato il livello, subito disastri. Non mi piace sta cosa perché proprio così un 2-0 raga, con due tiri. Ma vedi che sbaglia tutti i passaggi. Non ci siamo. Dai Luiz, bravo, Pirlo. Non mi convince nella squadra. Perché ho troppi passaggi sbagliati, quello è il problema. Cioè, appena si è alzato l'avversario, Ronaldo non è più decisivo, Ned e Garincha si sono visti pochi. Mamma mia, dai però! Adesso vediamo quando si spererei domani pomeriggio fare un po' di COD. E ragazzi, guarda che la palla. Mamma mia, oh. Disastro assoluto. Sento la squadra di una lentezza disarmante. Cioè, non è che la partita cioè, puoi passare da 6-1 a 3-0 in 35 minuti. Cioè, non sei né prima un fenomeno né dopo una pippa. No, Ronaldo è inguardabile. Mamma mia, Ronaldo è inguardabile, ragazzi. Ho idea qua che faremo fare una brutta fine a tutti, eh. Eh sì, cioè, passi da un 6-1, cioè dominandola, a un 3-0 così, ma con tutti che sbagliano qualsiasi passaggio. No, no, avere difesa a 3, assolutamente no. No, proprio Ronaldo non mi sta piacendo, non lo vedo. Ho provato anche Cristiano Ronaldo, molto meglio Cristiano.
Messi poco, se devo essere sincero. No, 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 non c'è possibilità. Dai, Ronaldo. Oh, ma che spoba! Un passaggio di amore! Un passaggio. Lui va in porta in un secondo. In un secondo in porta. Vale. Mi dispiace ragazzi, ciao Luca, ciao caro. Mi dispiace per l'audio, ripeto, la prima live, adesso vediamo di sistemare un po'. Adesso che ore sono? 10:30 quasi, adesso questa è l'ultima partita, poi vado. E così comincio a preparare un po' il materiale per capire come sistemare l'audio e tutto, perché in realtà io l'audio non lo sento neanche male quando faccio le prove, non capisco perché dopo sia così. Male, malissimo. Dai Paolino. Dai, almeno salviamo la faccia, cazzo, perché cioè, niente, questo proprio anticipa tutte le mie mosse. No, proprio non mi trovo con questi giocatori qua. Per quanto la bella anche la partita di prima, comunque abbiamo vinto 6-1, non ero convinto. Non è tanto il risultato che conta, cioè, ma come si muovono, per carità qua adesso, vabbè, adesso gli dà qualsiasi cosa, che però proprio in attacco non li vedo, non li vedo fluidi, c'è poco da fare. No, sei 3-0. Bravo. Boh. Si è trovato anche uno che pesta, comunque. Ah no, ok, che culo! Che culo, Fiori. Vai kick off, la ribaltiamo, Pavel! No, non ci credo. Don not parole proprio, il don not. Gioca passi da 6-1 a 4-0, bene. Perfino Pirlo, che mi ha sempre giocato bene, proprio non c'è. Ciao, brutti coglioni. Bravo. Va bene, raga, ascolta, peccato, dopo due belle vittorie arriva una sconfitta pesantissima, vabbè, qua una squadra che prende su, no parole. Niente, raga, dai, è andata così, in realtà volevo fare più tempo, cioè più minuti la durata della live, però col fatto che ho cominciato tardi, devo finire adesso, raga, sono stanchissimo. Niente, se domani te la faccio al pomeriggio porto un po' di COD, vediamo un po' come va, spero di sistemare l'audio. Neanche il kick-off, sì. E niente ragazzi, sono contento di essere tornato qua con voi e niente, speriamo di riuscire a fare qualcosa di positivo. Diciamo che l'idea è quella di portare la weekend in live, cioè senza le live, queste cose qua. E, e niente, dopo vabbè, COD, Aerotrack, tutto il solito. Poi arriverà un nuovo Flight Simulator perché poi è chiaro che a fine anno arriverà Flight Simulator nuovo, quindi è per quello che dopo partirà il tutto del canale, quindi con il nuovo Fly sarà il dominio puro.
Niente, raga, un ringraziamento a tutti. E niente, cerco di provare, di capire come sistemare l'audio. Un abbraccio a tutti, good night e grazie per il 17 spettatori, cioè sono arrivati anche 36. Pian pianino, insomma, con calma, vediamo di riportare il canale non dico ai fasti di un tempo, però almeno così. Comunque c'è lo zoccolo e già questo basta. Ciao Verdict, ciao Tonio, ciao Evan, ciao Michelotto, ciao Zincaro, ciao Giangrosso, ciao Piccolo Amedeo, ciao Duca. Ciao a tutti. E niente, un baciotto grande. Ciao ciao.